Vai. Con ascio scuro, a Madula che si fa lanterna. Così dicevano gli antichi siciliani. Chi stu potremmo dire? Di migliaia e migliaia di cristiani che lasciano la terra mace e vengono in te nostre nazioni. Ogni sperano di trovare, sape quali ricchezze e quali benesseri. Partono sopra di barconi, cercando di campare in un mondo nuovo, ma quasi sempre trovano un mondo più tinto di chi che lasciarono, chino di lascia infame e sfruttatore, che sopra la disgrazia ci buscano il denaro. Sotto a sta coppolanza cielo viaggia, gli stippi che lo guardano di lontano, o mare che ogni tanto sputaraggia, porta un barcone verso un mondo mare. Chi sto ci disse serio lo suo amico, quando ci ne parrà o telefonare, ascolta buono che ti dico, fatta valici che ti stai aspettando, ma io non lo sa né che arriva, o povero picciotto in aucerazza, e tanto con pazienza ti ingestiva, se il bagno con la corpa di scumazza, è un mare che comincia a cavaliere, e quando trova un picciolo portoso, alleggia sape perisare, bicchinette perfettamente chiuso, bicchinette perfettamente chiuso. Che punne e chi stonne noi campamo, davvero un manocchiuto terzo mondo, non per sopravvivenza noi immazziamo, ma per fottere o prossimo fondo, e inde che ne sanno meschinetti, abituati a morire di fame. Ci pare che casemo buoni e belli, e non cose fidose lascia infame, e passano le mari più pesanti, stepate come luce in te buffoni, sono a migliaia, sono proprio tanti, se cada forza vince li barconi, se cada forza vince li barconi. Dopo nottate il giorno e lungo viaggio, arrivano un terrine sta nazione. Ogni sperano che cristiano e saggio, con portafoglio pieno di milioni. Un primo scoglio sono i manancini, che sopra di lì fanno ranno affari. Ci viene meglio che su clandestini, con lo ricatto li possono sfruttare. Tutti i misteri sti mischini fanno, pagati come fossero le schiavi, e ancora oggi resta forte il danno, come fossimo tempo di Soave. Come fossimo tempo di Soave. Un ascio scuro amato la ci prova a farsi lanterne a veloce. Un suo destino cerca e poi lo trova, e poi dolore ci fa fare voci. Ma noi che ne sentiamo intelligenti, civilizzati sotto Vaticano, cattolici lo faro dirigenti, forti studiosi in diritto romano, noi che facciamo per salvare un mondo, niente di niente, anzi danno forti, e chi di meschinetti schiavi sono, e noi pronti a darci la morte, e noi pronti a darci la morte. Grazie. Allora c'è da spiegare, forse gli anziani lo sapranno.